A Firenze, per esempio, possiamo far crescere la città, la rendiamo una colonia. Ravenna, vediamo un po' cosa possiamo fare. Perfetto. L'auditorium lo possiamo convertire, ragazzi, in un anfiteatro. A Verona, pressatura delle olive, così avremo anche maggiori riscontri commerciali. E abbiamo detto a Verona, ecco, adesso non mi ricordo bene, avevamo detto a Genova schermagliatori, quindi a Genova schermagliatori, a Mediolanum stiamo finendo la fanteria, e a Verona la cavalleria tra poco, quando avremo i soldi. Questa unità la mettiamo a Genova, perché non ci possiamo muovere sempre con queste stupidate che ci blocchiamo in 2 metri quadri. Anzi, io direi questo esercito, ragazzi, di portarlo immediatamente da qualche altra parte, di lasciare Acqua Sextie, eccola qua, al più presto, perché non ci interessa, ci dobbiamo proprio radunare in Italia e migliorare la situazione a livello di ordine pubblico, perché siamo messi malissimo. Dobbiamo gestire questi eserciti, portarli un po' in Corsica, un po' in Sardegna. Vienna per adesso la lasciamo, però ragazzi ritorniamo in Italia, perché così non si può andare. Ecco, dobbiamo mettere anche un esercito forte nel sud, perché potremmo avere ci dovrebbe essere qualche pericolo di attacco, quindi questi eserciti li dobbiamo regolare tutti in Italia. Quindi metteremo la legione terza Augusta, la mettiamo a Genova, qua. La legione decima Semina la portiamo in Sardegna, perfetto, e l'altra rimarrà a Segusium. A Roma teniamo questa, che si sta rinfocillando, e basta così per adesso. Salviamo. No, salviamo. Chiamiamola prima V. Salviamo anche nel cloud, ragazzi, così, anche se devo giocare dal portatile, posso giocare. Allora, abbiamo il nostro generale che ha guadagnato una nuova abilità, come al solito legato, e dopo ci lanciamo sempre nell'ordine pubblico per la provincia locale. Perfetto. Un altro generale al solito per aumentare l'ordine pubblico. Un altro nel sud, come abbiamo detto. No. La legione ha ottenuto, come avete visto, no, tradizioni, mi sembra che ci siamo. Sì, perfetto. Hanno un'integrità pericolosamente bassa. Ispira integrità alla tua forza con le cattive. Distruzione di 10% dell'esercito attuale. Ok. Perfetto, vediamo che cos'è questa nuova cosa. Perfetto. Proviamo, ragazzi, non so che cos'è, però lo proviamo. Un governatore da quest'altra parte, nel Veneto. Mettiamo un esperto in logistica. Anzi no, un proprietario terriero. Questa faccia. No, non abbiamo i soldi per farlo, ma noi lo facciamo lo stesso, nel Veneto. Vai. E emaniamo un nuovo editto. Cibo e ordine pubblico. Va bene. Credo, ragazzi, che ce la stiamo cavando. Stiamo arrivando al 400, quindi senza problemi di essere conquistati fino adesso in maniera brutale. Credo di aver abbandonato quasi tutte le città. Qua, questa la possiamo abbandonarla. Questa possiamo abbandonarla pure, credo. Sì, dai. Anzi, questa la lasciamo solo per sicurezza, ma adesso abbandoniamo Lugundum pure. Vienna la lasciamo per ora. Qua non abbiamo più niente. Boracum ormai dei barbari. Niente, ragazzi, il nostro impero si è ridotto all'Italia. Tra poco si ridurrà all'Italia. Cesarea qua si stanno divertendo a farci incazzare con queste unità qui. Tutti sti cammelli, tutti sti stranoidi qua. Tanto ripariamo l'accampamento. 420, 400. E ripariamo tutta Caralis. Consunzione. Wow. Vediamo come far guarire questa popolazione.
Va bene ragazzi, credo che possa bastare. Dovremmo aggiungere dei nuovi servizi sanitari anche. Ho capito, decimazione. Lo so, ma che posso fare? L'ho ordinata, va bene. Ragazzi, ci sono così troppo... Ah, ecco, il nostro esercito è arrivato. Ci sono così tante cose da fare che davvero è... Per questo ho deciso di ritornare proprio in questo piccolo staterello, diciamo così, di riunire tutto il nostro impero in Italia, perché se già c'erano tutti quei grandi problemi in tutto l'impero, servizi sanitari, ordine pubblico, cibo, unità che non riuscivano a tenere il controllo, figuratevi voi tutto l'impero come facevamo a governarlo, con 4 gatti, 4 soldini, e cioè tutti questi barbari con questi eserciti mostruosi, cioè proprio era impossibile, quindi dovevamo per forza fare così. I franchi, adesso ci dichiarano anche guerra, noi chiediamo aiuto a tutti. Meno male ragazzi che mi avete avvisato di non fidarmi di questi franchi. A quest'ora io mi confinavo mi dedicavo alla protezione del confine là in alto, e adesso guardate un pochettino, ci avrebbero attaccato lo stesso. Gli Unni adesso avanzano. Comunque, con la sola Italia riusciremo a governare meglio le nostre finanze, i nostri soldati, i nostri doveri. Avendo 8 città vabbè, è inutile 8000 persone contro 500. Lasciamo perdere. Ragazzi, cercate di scappare, ma... Quindi ragazzi, come vi stavo dicendo, è meglio avere 8 città da controllare e controllarle bene che controllarne 60 male. Capite un po'? Noi abbiamo adesso 6 esercitini che riescono tutti quanti là nel triangolo del nord a regolarsi bene, un po' nel Veneto, un po' nella Valle d'Aosta. Ancora questi africani, ma che cosa volete? Non vi aiuto perché mi state attaccando e non vi aiuto. Lasciatemi stare, tanto qua il povero impero romano d'Oriente lo stanno fracassando. Qua Malaca. Niente, scappate ragazzi, perché... Cioè, faccio ragazzi protettiva per riuscire a salvare più persone, perché è inutile combattere una battaglia qui nel sud della Spagna. C'era qualcuno di voi che mi diceva: no, tieni la Francia, tieni la Spagna. Ma ragazzi, è impossibile, vedete un po'. Come si fa a tenere la Spagna? Ordine pubblico sotto zero. Già in Italia siamo messi malissimo con l'ordine pubblico, meno 150, meno 120. Non è possibile tenere tutta la Spagna e tutta la Francia. Dopo, se riusciamo a sopravvivere a quest'ondata, adesso i Galli anche per mare ci attaccheranno sicuramente anche a Roma. Eccoci. Questi separatisti ancora continuano a dare fastidio. Guerra civile a Ravenna. Bene, vedete ragazzi, problemi anche in Italia. A Caralis, a Segusium, in Italia, che bello. In Mauretania, in Aquitania, in Lusitania, Cartagine. Depista il nostro esercito. Ci mancava. Va bene. Il concilio di Cartagine si è riunito in un concilio di ecclesiastici per accordarsi sull'interpretazione ufficiale delle scritture. Sant'Agostino ci dovrebbe essere in questo... mi pare che Sant'Agostino era un vescovo di Cartagine. Adesso non ricordo bene, però mi pare di sì. Comunque abbiamo avuto delle ottime influenze religiose e supporto. Ordine pubblico massimo di 10 per la presenza del cristianesimo. Perfetto, almeno un po' di aiuto. Allora, abbiamo visto che ci sono diverse ribellioni da sedare a Ravenna e in tutti questi territori. Quindi questa legione la dobbiamo impegnare immediatamente qui nel nord. Questa marcia forzata la eliminiamo. Qua ci sono questo maledetto becco qua. 2 becchi qui. Questi eserciti ragazzi. Quanti eserciti? Ma che vogliono tutti questi agenti qua? Andatevene a quel paese. Allora, volete combattere ragazzi? Volete combattere? Volete combattere? Va bene, la combattiamo questa battaglia, perché è importante. Ve la faccio vedere. Abbiamo anche schermagliatori. Io gioco ragazzi quando ci sono gli schermagliatori. Senza esercito, un esercito non si può chiamare esercito. Battaglia di Segusium non molto impegnativa, ma la combattiamo lo stesso, perché voglio combatterla. Comunque abbiamo ottimi schermagliatori, una cavalleria decimata, esercito di guarnigione che uscirà fuori. Che cosa c'è? Pioggia. Combattiamo con la pioggia, perché loro hanno le catapulte e quindi è più complicato incendiare. Allora, teniamo le 2 unità di schermagliatori davanti, allargati. Un'unità di lancieri bella dritta che li possa coprire quasi tutti. Così. Un'unità di spadaccini dietro.
la cavalleria dove vogliamo noi, tanto ci serve sempre per fare i giretti. E il generale che stavolta dovrà combattere seriamente. Palatina Guards. Mettiamo una da una parte qua e una da una parte dall'altra, così riusciamo a combattere per bene. Stop. Non ci conviene restare fermi, però io direi più che altro, ecco, i nostri alleati arrivano di qua, di metterci qui e procedere in linea con loro. Questa cavalleria, loro non ne hanno cavalleria, mi sembra. La mettiamo qua. Ah, siamo nascosti qua, ragazzi. Ecco che arrivano i nostri uomini qui. Ah, un'altra cavalleria bella folta. I nostri rinforzi sono arrivati. Picche germaniche. Cacciatori germanici. Esploratori. Questa cavalleria già la possiamo mandare al galoppo. Ok, queste file andranno a ricoprire le retroguardie. Ragazzi, è un unico gruppo, eh. Quest'altra cavalleria la spediamo dritta in avanti, qua sotto. Meno male che loro non stanno facendo fuoco. Ma perché non ci vedono, ragazzi? Siamo nascosti dagli alberi, lì, dalla flora. Questa cavalleria l'hanno vista. Ma ci mettiamo lontani, siamo a circa 2 miglia, non ci prenderanno mai. Sì, l'ho visto. Sono tanti spadaccini. Esploratori, gli onagri che non fanno fuoco, perfetto. Sarebbe davvero fantastico se facessero fuoco sulle cavallerie, davvero perderebbero tantissime munizioni. Comunque, ci siamo radunati qui. Dobbiamo aspettare che le nostre unità si radunino per partire tutti insieme. Tanto noi li stiamo un po' ingannando con la cavalleria, facendo credere che siamo da queste parti. E loro, come tanti allocchi, ci stanno andando e stanno perdendo tempo prezioso per bombardarci. March. No. Che cos'è questa cosa? Ma che cos'è sta cosa? Perché non ho fatto i gruppi per bene. Mi sono un po' pigro. Vabbè, facciamo così. Procediamo veloci, ragazzi, adesso loro ci vedranno e dobbiamo essere rapidi. Ecco, infatti il nemico ci avrà avvistato. Sta già girando le catapulte. Sta cavalleria è pronta qui a scendere appena ci sarà la mischia pronta. Quest'altra la avviciniamo un pochettino qui. Senza cavallerie non si può giocare, ragazzi. Loro sono netto svantaggio senza cavallerie. Davvero devono essere bravi, ma bravi, per riuscire a contrastare l'attacco di 2 cavallerie su 2 fianchi diversi. Intanto le loro catapulte credo che a breve partiranno. Infatti, dove stanno lanciando? Credo che stanno sparando a questa cavalleria. Meglio spostarla. Infatti. Davvero proprio incompetenti. Cioè lanciano. Vabbè, hanno ammazzato se non un cavallo. Apriamo la formazione. Ok, mentre loro continuano a bombardare una cavalleria, noi avanziamo con tutta la truppa. Adesso l'hanno capito e stanno bombardando le nostre unità. Questa cavalleria più vicina, ragazzi. Qui. E non ci sono un uomo. Ci mettiamo qua. Questo è dietro. Qua ragazzi, molto vicini. Dobbiamo caricare adesso. Oh, lo sapevo, no. Ce l'hanno ecco, perché sono un incompetente. Maledizione. Perché sono stupido. Non dovevo avvicinarle così tanto. Lo sapevo che me le avrebbero ammazzate un paio. Lo sapevo. Vediamo se ci dobbiamo far ammazzare anche queste altre cavallerie. Tanto qua ci stanno bombardando. È brutto che non indicano la portata anche ai nemici, però. Davvero, no? Su Shogun mi pare che la indicavano. Dai.
Stop. Fermi, 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 fermi. Mettetevi in posizione, mettetevi in posizione, mettetevi in posizione. Mettetevi in posizione. Dai, 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 mettetevi in posizione. Una lancia da questa parte, una spada da questa parte e una in centro. Dai ragazzi, pronti? Mi pare che ci siamo quasi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Possiamo entrare a far fuoco, dai. Oh ragazzi, mettetevi belli così, aperti. Voi ragazzi siete in tiro. Fate un passetto in avanti e iniziate a bombardare, dai. Dai. Ci siamo. No, no, le cavallerie ancora no. Basta lanciare frecce, se no qua ammazziamo i nostri uomini. Ormai facciamoli finire in pace. Anzi no, questa cavalleria. Quante persone sono rimaste qua? Una, vabbè. Ragazzi, vedete di uccidere un attimino questo, ok? Ce ne deve essere qualche altro però. Massacrate, qua, infatti c'è questo qui. Vedete, questo qua potrebbe essere una possibile minaccia per rialzare un esercito. Quindi beccatelo per favore a questo. Dai, 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 una bella. Dai, ragazzi, ecco, dai, ehi, avanti. Quanto ci vuole? Uno è. Avanti. 100.000 frecce per ammazzare a questo qui. Vabbè, dobbiamo portare le cavallerie per ucciderlo. Dico, rimane uno. Avanti ragazzi con queste frecce. Uno solo, avanti, quanto ci vuole? Una bella lancetta. Avanti. Una lancia. Avanti. Una. Dobbiamo portare per forza le cavallerie. Ma non fatemi ridere, dai. Non fate ridere i polli. Ecco che arrivano le cavallerie storpate. Niente, le cavallerie si dovranno occupare di questi due. Eccole qua. Tac, tagliato. Avete visto che bella animazione? Guardate ragazzi. Vediamo quest'altro come l'ammazzano. Eccolo qua. E vittoria decisiva. 1000 contro 500. Gliel'abbiamo uccisi tutti. Ne rimane uno. Questo lo arruoliamo nel nostro esercito, tanto così per fare. Bene ragazzi, allora no, anzi più che arruolarlo, no, integrità. Il nemico del tuo nemico ti apprezzerà. Il nemico del tuo nemico ti apprezzerà più di prima. Ma sì, dai, uccidiamo sto prigioniero. Ma sì, l'avremmo ucciso in battaglia, quindi. Ebbene. Bene.
Bene, allora Narbo l'abbandoniamo, visto che non ci interessa più. E qua abbiamo un esercito pronto. Vienna la lasciamo perdere anche. Allora, portiamo questo esercito in avanti. Quest'altra legione la portiamo qui. Perfetto. Vediamo se scappano. E la legione più importante la facciamo avanzare. Eccoci qua. Siamo ragazzi circa 3000, quindi è un ridicolo combattere questa battaglia. Via dalle scatole. Questi prigionieri li portiamo. Non c'è nessuno, quindi va bene. Con quest'altra legione ci portiamo da questa parte e tentiamo di contrastare questi. Oh, attenzione, guardate qua, guardate questi. E che me ne ero accorto. Mamma mia, aspettate. Questo generale lo facciamo disertare, com'era? Lo congediamo, così recuperiamo un bel po'. Va bene, ecco, questa unità ci raduniamo qui. Noi torniamo, con queste due dobbiamo cercare di avanzare verso qua. Questa legione dovrà uccidere questi. E ragazzi, attenzione, questi sono davvero pericolosi. Chi sono questi? Gli ostrogoti? Attenti, eh. Allora, ad Aquileia un accampamento della guarnigione, sicuramente importante. La trasformiamo in una colonia. A Verona abbiamo detto cavallerie. A Mediolanum credo di aver finito il corpo della fanteria, quindi qua possiamo reclutare finalmente i protectores domestici. Con queste unità, guardate ragazzi, sono sicuramente 100.000 volte più forti. Attacco 29, 19, 40, 34. Sono sicuramente più forti. Perfetto. Quindi li possiamo già reclutare. A Segusium, a Genova era l'altro, mi pare. Gli schermagliatori, sì. A Segusium possiamo ingrandire i campi di grano. Perfetto. Ma un sacerdote non lo possiamo creare? Gli agenti vengono reclutati direttamente Nessuno. da una provincia tramite... Non c'è niente. Ok. Ci sono finiti i soldi. Qua sotto c'è ancora questo esercitino. Qua hanno messo a ferro e fuoco Caralis, ma io eserciti non ne ho più per darvi una mano. Quindi ragazzi, stiamo attenti che forse dobbiamo abbandonare anche Caralis. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo nel prossimo gameplay. Sempre i consigli sono bene accetti. Questa è la situazione attuale. Forse possiamo prendere una legione e portarla qui. Ma sono 4 gatti. Forse la guarnigione riesce a... Ancora se c'è tempo. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.